E allora siamo pronti per partire, semifinale di ritorno Crazy Cup tra Brada Impex in completo blu in possesso palle e Gomme Marcello in completo nero. Solo qualche zona circoscritta alle fasce laterali, ma si può giocare tranquillamente. Assolutamente sì, si è giocato anche prima sotto un discreto diluvio, almeno per un tempo. Ora Ziga Smrtnik, improvviso il suo mancino, un proiettile che scheggia il palo alla destra di Bonin. Questa è la prima grande chance della semifinale di ritorno. Smrtnik, che è stato un po' la variabile impazzita, il fattore della partita di andata, perché quando si è spostato lui in posizione di centravanti, la squadra in maglia blu ha messo la freccia e si è aggiudicata la partita. Ora Azic subito attaccato e fermato da Matic, pallone buono per Smrtnik che supera un giocatore, supera anche il portiere, credo autorete di Dejan Azic in disperato tentativo di chiusura, sempre Smrtnik però, dove conta. Vantaggio che possiamo dire meritato da parte di Brada Impex, che nonostante il vantaggio dell'andata ha iniziato questa partita con grande piglio, mantenendo l'iniziativa. Vantaggio realizzato dal solito pericolosissimo Ziga Smrtnik. Si stacca in mezzo a tre avversari, riesce ad anticipare Tentindo con la punta del piede e va a destra da Tomizza. Pallone tagliato per Grujic, che per un attimo forse aveva pensato alla rovesciata, invece corregge di testa, scheggia la traversa di Bonin, secondo legno per Brada Impex che sfiora di pochissimo la rete del 2-0. C'è Mujesan come sempre in agguato, c'è Ponis, ognuno col proprio marcatore, proprio davanti all'area piccola, parte Stipancic, il suo destro tagliato, pizzica di testa Sain, quasi mette fuori causa il proprio portiere, sarà semplice calcio d'angolo per le Gomme Marcello che qui vanno ad un passo da pareggio. Calcio d'angolo sempre con Tentindo, morbido verso Mujesan, anticipo imperioso di Sain. E adesso buona uscita, testa alta da parte di Pajkic. Poi non si intende con Matic, tocco timido, Tentindo subito come una furia a rubare il pallone, il piattone anticipato di Mujesan, grande risposta di Contento qui. Colpo di biliardo del numero 10, capitano delle Gomme Marcello, bravo però Contento nella risposta. Ha fatto il massimo, direi Mujesan. Per superarlo servono giocate di altra qualità. E ora attenzione alla rimessa con Smrtnik che prova prima di testa, poi da terra e poi il mancino cercato da Matic. Sarà calcio d'angolo Brada, che dormita qui delle Gomme Marcello. Sì, momento di distrazione della difesa, Smrtnik quasi non ci credeva. Adesso il calcio d'angolo morbido sul secondo palo, stacco splendido di Mujesan. Contento se la trova in mano, in pratica la blocca. Che rinvio di Contento adesso. intanto. Si è rasoiata terrificante, messa giù in maniera disarmante. Pallone verso Matic, l'ultimo tocco vediamo di chi è, non lo possiamo sapere perché Ben arriva il detto, duplice Emilio. fischio dell'arbitro. 1-0 Brada Impex dopo i primi 25 minuti di gioco. No, infatti morirò. E si ricomincia con Gomme Marcello in possesso palla, 1-0 Brada Impex al termine dei primi 25 minuti, virtualmente bianco-blu in finale contro il Costalunga in virtù del 4-2 dell'andata e dell'1-0 che sta maturando appunto in questo ritorno. Ponis cerca in verticale, Mujesan in mezzo a tre, riesce a costruirsi lo spazio per la conclusione col mancino cadendo a terra. Palla che sfila sul fondo e si rimane sul risultato di 1-0 per Brada Impex. Tentindo ora, attenzione perché converge, cerca il destro e la palla che termina in rete, la leggera deviazione, forse decisiva, forse no, Contento non sembrava poterci arrivare. Comunque gol di Tentindo, pareggio Gomme Marcello. All'indietro per Stipancic che va a verticale da Mujesan, occhio perché il controllo è buono, il sinistro incrociato e la rete di Matteo Mujesan. Forse la prima volta in cui Pajkic gli lascia quella virgola di campo per potersi girare e lui con mezza zolla di libertà trova la rete che ridà concreta a questo punto speranza alle Gomme Marcello. 2-1 la situazione, 10° minuto nel secondo tempo. Lo stesso controllo orientato che aveva fatto all'andata nella stessa area di rigore Smrtnik per andare a segnare il gol di Brada. E stavolta il diagonale mancino vincente è stato quello di Mujesan. Ora grande giocata di Stancic per Bosic, campo di spazio per il sinistro, immediato, e questo è un episodio molto molto importante. 2-1 immediato di Gomme Marcello, ancora più immediato il pareggio di Mark Bosic. Mazzata per il morale questa, perché ci credeva, ci crede ancora ovviamente come Marcello, ma ricomincia ad essere una montagna da scalare.
Soluzione interessante, chiedono il tocco di mano di Pajkic che dice spalla o clavicola che dir si voglia e poi se la ride chiaramente. Tomiza per il contropiede, va a puntare Greco, rientra sul destro, c'è spazio, Bonin non la tiene, troppo morbido nell'opposizione Greco e arriva la rete del 3-2 di Brada Impex che in un minuto ribalta le cose dalla grande paura, ora nuovamente al sicuro i biancoblù. Intervento non efficace del portiere, non serve neanche sottolinearlo. Probabilmente, forse vogliamo sperare per lui, che comunque è stato protagonista di un ottimo torneo, ingannato dal pallone che avrà visto partire all'ultimo e quindi ha valutato male la traiettoria. Che però non può raggiungere questo pallone, contropiede che non passa adesso di Brada Impex con Giovannini che interrompe tutto benissimo, crosato per Stipancic, c'è un po' di spazio per il destro, gol proiettile nel 7 di Stipancic. La rete del 3-3, ne servono ancora 2 in 6 minuti e mezzo, anzi 7 e mezzo, più recupero per le gomme Marcello. Difficile Walter, ma non impossibile. Abbiamo visto di tutto in questo torneo e quindi partita assolutamente aperta. Fai pure, fatto? Sì. Intanto Mujesan, palla vagante, Stipancic, il sinistro improvviso, doppietta per Stipancic e dal 4-3 che poteva chiudere il discorso per Brada, siamo 4-3 per le gomme Marcello, 4 minuti e mezzo per portarla almeno ai supplementari, manca un gol ai nero-arancio. Vediamo se c'è ancora tempo, ultimissima azione, Tentindo con l'esterno, Tomiza in chiusura, c'è Stancic prima di Mujesan che alza il campanile, fischietto in bocca e finisce qui. Con tanta paura, tanta sofferenza, Brada Impex porta a casa la qualificazione alla finalissima, finisce 4-3 per le gomme Marcello che comunque meritano un grandissimo applauso. Finalissima Crese Cup di domenica sarà Brada Impex Costalunga.